Le prime risorse del governo dovranno andare al sociale. Questo l'impegno del leader del PD nel secondo giorno di campagna elettorale in Veneto, ma Bersani è tornato a parlare anche del caso Montepaschi. Sentiamo l'inviata Natalia Augias. Seconda giornata del tour elettorale in Veneto per Bersani, che torna così sulla vicenda MPS. Ma intanto bisogna che la magistratura accerti e questo lo farà. Poi bisogna, come noi abbiamo cercato anche di fare sempre, cercare di rompere un legame troppo stretto che viene fra fondazioni e banche, soprattutto laddove le fondazioni hanno una quota troppo rilevante. Terza cosa e non ultima, c'è questo sistema finanziario, i cosiddetti derivati di finanza creativa, che bisogna mettere sotto maggior controllo. E a chi parla di rapporti tra PD e sistema bancario, Bersani ricorda le misure prese anche personalmente dal governo su portabilità dei mutui, massimo scoperto, trasferibilità dei conti. Battute queste per rispondere alle domande di giornata in una tappa dedicata invece alla visita al centro di assistenza per disabili e al carcere Due Palazzi di Padova. Anche qui, in un territorio dove funziona bene terzo settore e volontariato, il costo sociale della crisi si sente e il segretario del PD prende l'impegno per il prossimo governo. Il mondo del volontariato deve poter dialogare con l'esecutivo ed è importante che l'Italia veda questa realtà dimenticata da 20 anni di governi di centrodestra e sappia che senza solidarietà non c'è progresso. E dopo le ultime polemiche causate dalle parole di Berlusconi, Bersani dice giusto il richiamo del presidente napolitano contro i rischi di revisionismo dalle aberrazioni del fascismo.